Pace a tutti, amen. Che bello sentirvi. Grazie a Dio. Prima di iniziare questo culto vedo che ancora c'è gente che arriva. Amen. Prima di iniziare questo culto voglio leggere un versetto che si trova nel libro di Galata, capitolo 3, versetto 28, che dice così: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo. Amen. Noi siamo uno in Cristo. Il Signore Gesù non fa distinzione razziale, sociale, neanche di genere. Noi siamo tutti uno in Cristo. Davanti a Lui siamo uno. Visto che siamo uno in Cristo, noi possiamo uscire dal nostro posto e prendere la mano del nostro fratello e benedire la vita del nostro fratello. Tu puoi cominciare adesso. Prendi la mano del tuo fratello, esci dal tuo posto, prendi la mano del tuo fratello, benedica, di a lui una parola di benedizione. Tu sei benvenuto, tu sei una gioia in Cristo, tu sei meraviglioso in Cristo. Alleluia, Dio vuole fare un miracolo nella tua vita, vuoi cambiare la tua vita. Alleluia. Padre Santo meraviglioso, la tua presenza è reale qui in questa sera, già posso sentire, oh Dio. Crediamo, oh Dio, crediamo nel tuo spirito, crediamo che il tuo spirito scenderà qui in questa sera, si manifesterà nei nostri cuori e farà grandi cose, Padre, grandi cose. Noi confidiamo nella tua presenza, nel tuo potere, nella tua Shekinah, Signore. Alleluia. Che il Signore possa benedire ogni vita qui in questa sera, ognuno, Padre, che è arrivato qui. Soltanto tu, oh Padre, conosci i nostri cuori, come siamo entrati, come è andata la nostra settimana. Tu conosci, oh Padre. Nel nome di Gesù benedica le nostre vite, benedica la vita dei bambini che sono lì, oh Padre, che anche loro stanno cultuando al tuo nome. Fai una grande opera in questa sera. Fai un grande miracolo in questa vita. Nei nomi di Gesù. Nei nomi di Gesù. Noi siamo uno davanti a te. Nei nomi di Gesù, oh Padre. Amen, Signore. Amen. Facciamo un applauso nel nome di Gesù. Siamo uno. Siamo uno. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, Chiesa, loda il Signore. Tu che respiri, Loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Lodo nei monti e nella valle, quando ho fiducia se dubito, vado da solo ogni moltitudine, che la mia lode distrugge le potestà. Finché respiro, finché io respiro, io continuerò. Anima mia, e io griderò dal Signore, anima mia. Se non ti sento ti lodo, non mi lascerai. La lode è un'arma, la lode è un'arma, è più che un suono, è il grido che le muraglie distruggerà. Finché io respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia.
perso la voce. Dopo la prima canzone ho perso. Facciamola ancora una volta, tu che respiri. Tu che respiri, loda il Signore La in chiesa. ogni tempo. Loda il Signore, tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Però facciamo un'altra Tu che cosa. respiri. Chi è chi respiri questa sera? Alza la mano. Chi è chi respiri questa sera? Alza la mano, alza la mano. Penso che tutti quanti stanno respirando oggi. Se qualcuno Grazie non a respira, Dio. Portiamo qua. Siamo svegliati oggi, stiamo respirando. Allora credo che possiamo fare così. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda le voci. Tu che loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Ti lodiamo, Gesù. Noi ti adoriamo, Gesù. Tu sei degno. Tu sei degno, Signore, di essere lodato e onorato. Amém? Avete già cominciato a sentire la presenza dello Spirito Santo? C'è qualcosa che si muove in mezzo a noi. È qualcosa di sovrannaturale, qualcosa che tu non puoi perdere, qualcosa che tu non puoi lasciare passare. È qualcosa che lo Spirito Santo vuole fare in noi. E lo Spirito Santo è già qui. Ele si muove in mezzo a noi. Se tu hai il tuo pensiero lontano da qua, comincia a pregare per te stesso, per il tuo pensiero, dicendo: Spirito Santo, io voglio ricevere la tua presenza, io voglio sentire la tua presenza, io voglio vivere questo sovrannaturale che sta succedendo qui. Non perdere questo momento di adorazione al Signore. Oh Spirito Santo. Facciamo Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, si manifesterà. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Si sente la tua gloria, grandi cose stanno arrivando, dichiari questo. Inizia. So che tu sei qui, si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno
se manifestará. Se sente. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. E qui si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. La Bibbia dice che il nemico non può contro la Chiesa del Signore. Nella tua voce c'è la potenza dello Spirito Santo. Tu sei stato guidato in questa nazione, tu sei stato guidato per compiere un'opera straordinaria e per vedere il sovrannaturale di Dio che succede in questa nazione. Tu sei stato guidato da Dio per trasformare vita, tu sei stato scelto da Dio, tu hai una voce profetica dentro di te. Tu puoi vedere il sovrannaturale di Dio succedere in questo luogo. Tu puoi vedere, tu puoi contemplare. No, i miracoli non esistevano solo nel passato, i miracoli ancora esistono. Dio è lo stesso, ieri e ancora e oggi. Lo stesso Dio che hai fatto, lo può fare, lo farà, lo sta facendo. Lo sta facendo. Dio si sta muovendo in mezzo a noi. Dio sta facendo cose sovrannaturali succedere. Tu sei qui oggi e questo è qualcosa di sovrannaturale che Dio ha fatto perché tu fossi qui oggi. Se tu guardi indietro tu vedrai e contemplerai le meraviglie di Dio nella tua vita. Ciò che Dio ha compiuto in te, ciò che Dio ha trasformato in te, Dio può fare anche nella tua famiglia, Dio può fare nella tua casa, Dio può fare in questa città, perché se noi chiamiamo il nome del Signore, Yahweh si manifesterà. Se noi cerchiamo il nome del Signore, Egli si manifesterà. Allora chiamiamo il Signore. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, dichiariamo Yahweh, Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà.
si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh, Rafa si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Yahweh Si manifesterà. Si manifesterà. ancora più forti. Yahweh Si manifesterà. Jireh, Si manifesterà. Rafa Manifesterà. si manifesterà. Yahweh Si manifesterà. Jireh, Rafa si manifesterà. Yahweh Rafa, Rafa Elohim Jireh, Adonai si manifesterà. Yahweh qui, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Adonai si manifesterà. Noi celebriamo il tuo nome Gesù, noi ti adoriamo Gesù, noi andiamo il tuo nome Gesù. Tu sei Dio, tu sei digno, 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 tu sei digno, digno. Gesù, tu sei digno. Quanti possono dire di confidare in Dio? Quanti possono dire di avere fiducia nel proprio Dio? Molte volte noi non capiamo il significato della parola confidare. Confidare per me parla di una consegna totale da parte nostra. Confidare parla di un riposo, magari molte volte inaspettato, in mezzo alle tempeste più dure nella nostra vita. Questa canzone c'è una parte che dice il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì. Parla di una storia di 3 ragazzi, Sadrach, Mesach e Abednego, che sono stati lanciati in una fornace ardente, la Bibbia ci racconta, e loro dovevano morire all'istante. Ma come questa canzone ci dice, c'era un quarto uomo in quella fornace. E sì, questo parla di confidare in Dio. Quei 3 ragazzi hanno avuto la fiducia totale che c'era un Dio che li avrebbe salvati. E io non so qual è la cosa che tu devi lasciare nelle mani di Dio questa sera. Ciò che noi possiamo fare, noi facciamo. Ciò che compete a noi, noi facciamo. Ma ci sono cose che soltanto Dio può fare. Ci sono cose che Dio ci dice: tu consegna a me, riposa, io farò. Ed è l'impossibile, è l'inaspettato, è in mezzo alla tempesta che accade, è in mezzo alla tempesta che la nostra fede è messa in azione. Quindi questa sera, se tu hai qualcosa che per te è impossibile, io ti invito attraverso questa canzone a consegnare totalmente nelle mani di Dio e confidare che Lui farà, perché Lui non fallirà.
confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, Lui era lì, nato di nuovo e lavato da quel sangue che al Calvario Lui tiene per me. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non tu non fallirai. Io confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido in te, Gesù. Chi era cercato Dio, Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido. Ho cercato Dio, Sempre Lui mi ha risposto, ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto, ho cercato Dio,
risposto, ho cercato Dio, sempre Lui. ho cercato Dio, e io confido in Dio, mio Salvatore. Puoi dichiarare questo? Lui non fallirà, io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. E io confido in Dio. Amen. Quanta presenza di Dio che stiamo sentendo questa sera, vero? Io veramente oggi mi sto rallegrando di andare nella casa del Signore. Ci stiamo rallegrando della Sua presenza in mezzo a noi, ci stiamo rallegrando di lodare insieme ai nostri fratelli. E so che abbiamo già cantato molto fino adesso, però ci sono persone qua che purtroppo non hanno la possibilità ogni giorno di lodare il Signore. E io voglio invitarti a cantare ancora questa canzone insieme. Cantiamo ancora un po' di questa musica e lodiamo il Signore insieme. Lodiamo il Signore insieme al nostro fratello, alla nostra sorella vicino a noi, che non abbiamo la possibilità ogni giorno di lodare il Signore insieme a questa persona. Cantiamo insieme, alziamo la nostra voce e lodiamo ancora Dio, perché questo tempo che Dio ci ha donato è prezioso per noi e è prezioso ai Suoi occhi. Io ti invito ancora una volta, chiudi i tuoi occhi, sentiti libero, sentiti leggero nella presenza dello Spirito Santo e lodiamo il Signore ancora insieme, dicendo che noi confidiamo completamente in Lui, perché io non lo so quello che tu hai passato in questa giornata, in questa settimana, non lo so le difficoltà che hai vissuto. Di una cosa sono sicuro, che hai vissuto difficoltà, così come le vivo io, così come ogni persona le vive, ma noi possiamo dichiarare una cosa con certezza, che il nostro Dio è colui in cui possiamo confidare in mezzo alle difficoltà. E noi possiamo dichiarare questo in questo momento insieme al nostro fratello, alla nostra sorella, che come abbiamo dichiarato prima è uno in Cristo con me, dichiarando a Dio: io confido in te. Indipendente dalla difficoltà, indipendentemente dalla fornace ardente, io confido in te. Indipendente da quello che mi è successo nella mia casa, nel mio luogo di lavoro, con amicizie, io confido in te. Sappiamo che noi possiamo riposare e riposare in Lui. Cantiamo ancora insieme. Mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio
sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, più forte. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non E io confido in Dio. Amen. Amen. Tu che hai già provato la fedeltà di Dio, applaudi ancora più forte. Tu che hai già invocato il suo nome e hai visto la sua risposta, applaudi ancora più forte. Tu che puoi dire io confido in Dio, perché Dio è la provvisione della mia vita, perché Dio è colui che sostiene la mia casa. Applaudi ancora più forte, perché Lui merita il meglio della nostra adorazione, tutto l'onore, tutta la gloria a Lui. Amen. Ti invito a sederti alcuni minuti. Posso chiedere se possiamo accendere un po' di luci? Vogliamo dare qualche avviso prima di proseguire con il nostro culto. Il primo avviso è quello di giovedì 1 maggio, dove si terrà il nostro churrasco. Olè! Tu che ancora non ti sei iscritto, non preoccuparti, questa sera o mi cerchi o mandi un messaggio a me e così possiamo iscriverti nel churrasco. C'è bisogno, come sapete, di dare le prenotazioni qualche giorno in anticipo, così da poter organizzare tutta la giornata nel miglior modo possibile, ma non mancare a questo evento, a questo tempo di comunione che possiamo vivere insieme come Chiesa e anche rallegrarci con un po' di buona picagna e buona grigliata in generale. Prossimo avviso. Beyond 16, 17, 18 maggio, ormai lo sapete tutti, ma quello che magari non sapete è che avete l'obbligo questa settimana di invitare almeno 10 persone a partecipare. Quindi io vi invito in questo momento a invitare qualcuno al churrasco, anche al churrasco potete invitare qualcuno, non siate egoisti, prendiamo carne per tutti, invitate qualcuno anche alla grigliata, ma anche a partecipare di questo evento, perché Dio ci sta dando una possibilità incredibile.
io credo, abbiamo ricevuto, non noi personalmente, anche noi, ma in generale l'Italia ha già ricevuto tante profezie di risveglio, ha già ricevuto tante profezie di ravvivamento, e io sono più che sicuro che se Dio sta permettendo questo evento con questi pastori che sono dei simboli di adorazione per il giorno d'oggi, credo che Dio voglia veramente cominciare a smuovere qualcosa nel profondo della vita spirituale di questa nazione. Quindi non è qualcosa che riguarda solo noi, non è qualcosa che riguarda solo la nostra vita personale, non è qualcosa che riguarda solo la B-Church, è qualcosa che riguarda tutta l'Italia e, se possibile, anche al di fuori. Per questo motivo invitate qualcuno, promuovete questo evento insieme a noi, siamo sicuri che Dio farà cose grandiose a partire da questi 3 giorni. Amen? Molto bene, prossimo avviso. Per i battesimi. Inizieremo il discepolato per i battesimi nelle prime settimane di maggio, probabilmente la prima settimana di maggio, quindi manca veramente, veramente poco. Per questo teniamo come ultimi giorni per iscriversi quelli della prossima settimana. Chi qua si vuole iscrivere al discepolato per fare il battesimo, per consegnare la sua vita a Gesù, deve iscriversi. Per iscriversi c'è il link sul gruppo della nostra chiesa, lo invieremo nuovamente nei prossimi giorni. Ma se per caso tu oggi non hai intenzione di battezzarti, ma vuoi capire meglio perché mi dovrei battezzare, oppure se per caso conosci qualcuno che ti piacerebbe che si battezzasse ma non vuole battezzarsi perché dice: che cosa mi serve? Magari è una persona che è già stata battezzata appena nata in chiesa cattolica, come io sono stato battezzato appena nato, come molti di noi lo siamo stati. Perché mi dovrei battezzare nuovamente? In questo discepolato, che sono 4 lezioni che facciamo su Zoom, quindi comodamente da casa, online, spieghiamo il perché del battesimo. Che cos'è il battesimo? Perché è importante battezzarsi? Tutto ciò che riguarda il battesimo. Quindi chi vuole iscriversi è più che benvenuto ad iscriversi. Non c'è l'obbligo di battezzarsi dopo il discepolato, ma anche venire a capire meglio che cos'è il battesimo. È qualcosa di fondamentale, molto importante per ogni persona esistente sulla faccia della terra, non solo per noi cristiani. Amen? Penso che abbiamo finito gli avvisi di oggi. Questo mercoledì, sapete che quasi ogni mercoledì c'è sempre una programmazione della chiesa, ci sono i Be-Brave, i Be-Brazer, ci sono lì in casa. Questo mese ha 5 mercoledì, quindi per questo mercoledì non abbiamo appuntamenti, non abbiamo impegni, siete liberi, a parte voi che siete il leader della chiesa. Ogni leader della chiesa si tenga pronto che potremo fare qualcosa, qualche riunione a sorpresa, all'improvviso. Molto bene, mi è piaciuto quest'alleluia proveniente da un leader della chiesa. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi, facciamo in questo momento una preghiera per benedire, per consacrare le nostre offerte al Signore. Tu che hai portato oggi la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, vogliamo pregare affinché possa salire a Dio non come una semplice donazione, ma come un'adorazione gradita a Lui. Puoi offertare qua nella nostra cassetta, là dietro troverete la nostra missionaria Katia con il post, se tu che vuoi offertare con la carta. Ci sono anche le buste di missioni, se vuoi fare un'offerta per missioni, per sostentare le nostre opere missionarie. La missionaria Sonia che ieri si è sposata, passerà qualche giorno di festa adesso, ma poi ripartirà subito in missione, quindi se vuoi sostenere l'opera missionaria ci sono le buste là dietro. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci stai facendo vivere fino a questo momento, in questa serata meravigliosa con i nostri fratelli, sorelle, ma soprattutto alla tua presenza. In questo momento vogliamo portare a te, Signore, ciò che abbiamo nel cuore di donarti come la nostra migliore adorazione. Benedici queste offerte che possano sostentare quest'opera, Signore,
che tu possa benedire questa chiesa, possa renderla prospera, Signore, non per il nostro vanto, non per la nostra gloria, ma affinché possa essere un'opera che conquisti veramente questa città per te, per il tuo regno, per la tua gloria. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. eccoci qui, noi siamo uno. Siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno. Noi siamo forte. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, siamo uno in te, uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te. Ancora una volta, noi siamo il tuo popolo, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, in te.
nascerà, noi diffonderemo che cosa? La tua salvezza. Molto bene. Chiedo al gruppo di lode se può fermarsi qua ancora 2 minuti per piacere, se non 3. Allora vi racconto un aneddoto, una cosa che è successa ieri. Ieri siamo andati appunto al matrimonio di Sonia, c'eravamo io, il pastore Andrea, c'erano alcuni fratelli, potete stare in piedi, potete restare in piedi. State in piedi così è più bello. Allora, siamo andati a questo matrimonio, c'era tutto il banchetto, l'aperitivo, le tartine all'aperto, no? Però c'era un casolare, c'era una stanza che si poteva entrare dentro, no? E qualcuno, perché c'era un po' di freddo, è andato dentro. Io sono entrato anch'io in questa stanza e c'erano soltanto, in quel momento lì, c'era la Gabi, c'era John e altri 2 fratelli della nostra chiesa. E in questa stanza c'era una macchinetta del caffè. Guardate, veramente ho detto gloria a Dio quando l'ho vista. E la cosa più bella è che era accesa questa macchinetta del caffè. E c'era la macchinetta, c'erano i bicchierini, c'erano le capsule, c'era lo zucchero, c'era tutto. L'unica cosa che non c'era era la signorina che faceva il caffè. E non sapevo se si potesse fare, non si potesse fare. Allora chiedo il sostegno dei fratelli della chiesa, no? Ho detto, secondo voi possiamo fare o no il caffè? Non si sa. A un certo punto la Gabi esce con una parola profetica, di autorità. Mi ha detto, tu sei il pastore, puoi fare quello che vuoi. In quel momento ho preso l'autorità pastorale e ho fatto il caffè. Che buon caffè, fratelli. Questa stessa, non vi racconto come è finita la storia, anzi ve lo racconto. Quando proprio stavo facendo il caffè è uscita la signorina del caffè, ho fatto una figuraccia. Ma vabbè, ma questa stessa autorità la userò in questo momento sulla Chiesa. Perché? Perché abbiamo detto più o meno 3 volte che quando cantiamo questa canzone nessuno dagli 1 anni in su può rimanere seduto. Quindi vi prego di alzarvi in piedi, tutti quanti, adesso anche quelli che sono rimasti seduti, e insieme cantiamo gioiosamente questa canzone in cui dichiariamo che siamo uni in Cristo, che siamo la Chiesa del Signore. Se vuoi in questo momento anche abbracciare il tuo fratello finché la canti, gioire insieme a lui, alzare le tue mani per ringraziare Dio dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, della sua presenza in mezzo a noi. Amen. Possiamo farlo e con gioia. Non voglio vedere la tristezza sui volti di chi ho fatto appena alzare in piedi. Siamo gioiosi perché siamo qua insieme a lodare il Signore. Noi siamo uno in Cristo. Amen. Amen. Siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, tutti insieme, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te. Ancora una volta noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo.
più bello, no, cantarla così? Io credo che anche lassù in cielo ci abbiano visto con un occhio più gioioso in questo momento. Amen. Signore Gesù, ancora una volta in questo culto ti preghiamo, e ti preghiamo, Signore, in questo momento per la tua parola, perché possa essere direzionata verso il cuore di ognuno di noi, perché possa toccarci, Signore, cambiarci, trasformarci, mettere in noi radici, semi di convincimento per l'opera che tu vuoi fare dentro di noi, nei nostri cuori, nelle nostre vite, a partire dalle nostre vite, nelle nostre case, verso ciò che ci circonda. Benedici, Signore, in questo momento la tua Chiesa, Signore, che sia il tuo Spirito a parlare a noi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi adesso? O se no la cantiamo ancora? Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel secondo libro dei Re, capitolo 2. Leggerò i primi 13 versetti, se volete seguire sulla Bibbia, altrimenti saranno proiettati dietro di me. Secondo libro dei Re, capitolo 2. Amen. Dice così: quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero insieme a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi raperà in alto il tuo Signore? Egli rispose: sì, lo so, tacete. Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Quegli ancora rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E così se ne andarono insieme a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi raperà in alto il tuo Signore? Eliseo rispose: sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. 50 discepoli dei profeti andarono dietro di loro e si fermarono di fronte al Giordano, da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse ad Eliseo: chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: tu domandi una cosa difficile. Tuttavia, se mi vedi quando io sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Essi continuarono a camminare discorrendo insieme quando ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo lo vide e si mise a gridare: Padre mio, carro e cavalleria di Israele. Poi non lo vide più e, afferrate le proprie vesti, le strappò in 2 pezzi, raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. Amen? Fino a qua. Ok. Allora, questa è una parola, in realtà questa stessa predica è una predica che ho già predicato più o meno 7 o 8 anni fa, ma l'ho predicata tutta in una sera. Invece anche oggi in realtà avevo preso questa predica per predicarla questa sera, ma nel pomeriggio, finché stavo meditando, pregando sulla parola, lo Spirito Santo mi ha invitato a non predicare solo oggi questa parola, ma a spezzarla in più giorni. Quindi per le prossime 2-3 settimane parleremo di questo testo,
esamineremo questo testo, esporremo questo testo in quello che ci vuole fare capire. E 2 settimane fa, se vi ricordate, per chi si ricorda, avevo predicato sulla fede. Fede è un tema molto molto ampio, ma avevamo parlato di fede più in particolare per quanto riguarda la potenza che ci può dare, la potenza che ci può donare l'avere fede, una fede, come dice Gesù, che muove le montagne. E oggi voglio un po' attraverso questo testo riprendere questo discorso, riprendere questo tema della potenza di Dio su di noi, la potenza di Dio con il quale Lui ci vuole usare. E in queste settimane, appunto, non soltanto oggi, vedremo attraverso questo testo, entreremo un po' più in profondità su questo tema. Ma andiamo a dare un contesto, no? Chi è Elia? Chi è il profeta Elia? Magari alcuni qua non conoscono questo signore. Elia è uno dei miei personaggi preferiti della Bibbia e è uno dei più grandi profeti della Bibbia. Anzi, in quel preciso momento, anche se c'erano altri profeti, lui era il profeta. Lui era il capo dei profeti, diciamo così. Lui era l'uomo più usato da Dio, tutti guardavano a lui e tremavano davanti a lui perché era il profeta Elia. Fino a oggi i giudei considerano Elia il primo profeta dell'Antico Testamento, anche se sappiamo che effettivamente non è così. Anche Mosè possiamo definirlo un profeta, ma Elia è considerato il primo profeta. Noi vediamo fare ad Elia cose incredibili, miracoli sovrannaturali, fuoco che piove dal cielo contro i suoi nemici, fa cose veramente fantastiche. Soltanto che a un certo punto della sua vita, dopo aver vissuto un risveglio personale meraviglioso, il profeta Elia comincia a avere una piccola caduta, no? Comincia a entrare un po' in depressione, possiamo dire, e fino a pensare a desiderare anche la morte. Lui dice a Dio: Dio, uccidimi, non ce la faccio più. E quando fa questa preghiera a Dio, Dio si mostra a lui, si rivela a lui, lo rialza, possiamo dire così. E una delle cose che gli dice è: guarda, io ho già preparato la persona che prenderà il tuo posto, quindi tu devi andare, devi ungere il nuovo re di Israele, ma soprattutto devi ungere il nuovo profeta Eliseo, che prenderà il posto tuo. Queste sono le testuali parole che Dio dà. Non è che Dio dice ad Elia: devi ungere un nuovo profeta, no, devi ungere il profeta che prenderà il tuo posto. E quindi chi è questo profeta? È proprio Eliseo, l'altra persona che noi vediamo in questi versetti che abbiamo letto. Eliseo, sapete, per quanto Elia sia considerato il primo profeta, abbia fatto cose grandiose, Eliseo è stato un profeta per i segni, per i prodigi che lo hanno accompagnato, forse ancora più grande di Elia. L'unica persona in tutta la Bibbia in cui vediamo fare cose più grandi che è Eliseo è Gesù. Eliseo resuscita i morti, Eliseo apre le acque, Eliseo fa cose incredibili, oltre alle profezie che faceva. E tutto parte da questo momento, perché per quanto Eliseo fosse stato già consacrato, diciamo così, da Dio stesso come successore di Elia, ancora non era pronto per prendere il suo posto. E una delle cose che ci fa capire che Eliseo desiderava prendere il posto di Elia ma ancora non l'aveva preso è proprio la richiesta che noi vediamo che Eliseo fa ad Elia in questo testo, no? Elia gli dice: Eliseo, chiedimi qualsiasi cosa, io la farò per te. E Eliseo gli risponde: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Quando la Bibbia dice una parte doppia, quando Eliseo dice una parte doppia, alcune persone pensano che Eliseo abbia chiesto il doppio del potere di Elia. No, non è così, non sta chiedendo il doppio del potere di Elia.
sta chiedendo di essere il successore di Elia. Eliseo si rifà a una legge che noi troviamo in Deuteronomio, la legge della primogenitura, al primogenito della famiglia, quindi il diretto successore. Veniva data una parte doppia dell'eredità del padre. Quindi quando Eliseo dice ad Elia: dammi una parte doppia del tuo spirito, non sta chiedendo il doppio del potere, il doppio di Spirito Santo, sta chiedendo: io voglio essere il tuo successore. Così come Dio aveva detto, così come è stato promesso, io voglio essere il tuo successore. E sapete, questo testo, anche se Elia propriamente non è una tipologia di Cristo, quando parliamo di tipologia in teologia stiamo parlando di persone o elementi che raffigurano Cristo nell'Antico Testamento, anche se Elia non è propriamente una tipologia di Cristo, sicuramente c'è un parallelo in questo episodio e in quello che noi viviamo con Gesù. In questo episodio noi possiamo relazionare Elia a Gesù e Eliseo a noi, perché noi siamo successori di Cristo, noi siamo eredi di Cristo e non siamo soltanto eredi per quello che riguarda la vita eterna, siamo eredi per quello che riguarda la vita eterna. In Romani al capitolo 8 c'è scritto che noi siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. Quindi noi erediteremo la vita eterna, questa è la nostra eredità, perché siamo suoi eredi, siamo suoi successori in questo senso, ma noi siamo eredi di Gesù anche per quanto riguarda la vita terrena. Gesù ci ha chiamato, Gesù ci chiede, ci invita a proseguire l'opera che Lui ha iniziato. Noi siamo qua anche per questo, per proseguire quello che Lui ha iniziato. E Gesù ci promette in Giovanni 14 dicendo: voi farete quello che faccio io, ma farete cose anche più grandi di quelle che faccio io. A testimonianza che noi siamo successori di Cristo lassù nei cieli come qua giù sulla terra. E quindi c'è questa relazione tra Elia e Eliseo e Gesù e noi. E in questo testo una delle prime cose che noi possiamo intendere per questa successione, per ottenere questa successione, e quindi, come ho detto prima, riempirci di questa potenza, ma in realtà questo è qualcosa che va bene in ogni ambito della nostra vita, non soltanto per il riempimento di potenza, è qualcosa che va bene anche per chi deve cominciare oggi a vivere la sua camminata cristiana, va bene per coloro che hanno necessità di cambiare qualcosa nella loro vita. Una delle cose principali, più belle che ci rivela questo testo è l'attitudine che Eliseo ha verso Elia, perché noi vediamo fin dal primo momento Elia si trova a Gilgal e dice: Eliseo, io devo andare a Betel, ma tu stai qua. Che cos'è che risponde Eliseo? Vi ricordate? Eliseo dice: no, vengo anch'io con te. Dopo Elia arriva a Betel e dice: Eliseo, stai qua perché io devo andare a Gerico. E Eliseo risponde: no, siamo pazzi, vengo anch'io con te, voglio stare con te, non voglio che vai da solo, no? E questa attitudine che Eliseo ha con Elia, fratelli e sorelle, è qualcosa che anche noi dobbiamo avere con Cristo. Anche noi dobbiamo seguire Gesù, anche noi dobbiamo desiderare di stare vicini a Lui. C'è un versetto bellissimo in Esodo 33, in quel momento Esodo ci racconta la storia del popolo di Israele, di quando esce dal paese d'Egitto. In quel momento sono in mezzo al deserto, Mosè era sul monte Sinai, stava ricevendo i 10 comandamenti, no? E tutta la legge, e ai piedi del monte il popolo si stava stufando di aspettare Mosè. E che cosa decide di fare? Gli viene la bella idea, dopo aver visto il Mar Rosso che si apre, dopo aver visto la colonna di fuoco davanti a loro, miracoli su miracoli, gli viene la bella idea di dire: ma Mosè non tornerà più, chissà se Dio tornerà, ci costruiamo un bel vitello d'oro e adoriamo Lui, no? Mosè scende dal monte Sinai, vede questo vitello d'oro e succede il finimondo. Lui si arrabbia, Dio si arrabbia, tutti si arrabbiano. Ma in fondo, alla fine di questa arrabbiatura, il popolo di Israele deve ripartire da questo luogo, no? Però Mosè ha ancora paura che Dio sia arrabbiato col popolo.
E che cosa dice Mosè? Fa una preghiera a Dio, gli dice: Dio, tu ci mandi a partire da qua, ma sappi una cosa, se tu sei ancora arrabbiato con noi e decidi di non venire, io non parto. Se tu non vieni con noi in questo deserto, in questa peregrinazione, io non parto, io sto qua. Senza di te io non mi muovo. Questa deve essere la nostra attitudine quotidiana verso Gesù. Senza di Lui noi non dovremmo andare da nessuna parte. Senza di Lui non dovremmo cominciare a fare niente. Ma più di tutto deve esserci in noi il desiderio di stare vicino a Lui. E una cosa interessante qua è che non è che Eliseo è andato e Elia l'ha seguito. Non è stato così. Elia è andato e Eliseo lo ha seguito. Avete visto bene questa storia, no? Non è che Eliseo ha detto: ah, Elia, scusami, io devo fare un giro, se vuoi mi puoi seguire. Non è stato così. Elia andava e dovunque Elia andava, Eliseo lo seguiva. E questa deve essere la nostra attitudine. Gesù in Giovanni 15 si paragona a una vite, no? All'albero dell'uva, e dice: io sono la vite e voi siete i tralci, voi siete i rami. Se voi volete portare frutto, ossia se voi volete riuscire in qualcosa, voi dovete stare attaccati a me. Non c'è modo che voi portiate frutto, non c'è modo che voi riusciate in qualcosa se non siete attaccati a me. Gesù poi molto letteralmente dice: senza di me voi non potete fare nulla. Se noi vogliamo fare qualcosa, riuscire in qualcosa, noi dobbiamo stare attaccati a Gesù. Questo è il segreto del ricevere potenza, uno dei segreti del ricevere potenza, perché se noi non siamo attaccati a Gesù non avremo nessun tipo di potenza. Oggi c'è un intendimento, cari fratelli e sorelle, molto sbagliato di ciò che è lo Spirito Santo, o meglio di chi è lo Spirito Santo, perché oggi noi ci immaginiamo molto spesso, sbagliatamente, che lo Spirito Santo sia la potenza con la quale riusciamo a fare qualcosa, no? Io impongo le mie mani e con la potenza dello Spirito Santo io riuscirò a fare la cura, riuscirò a fare la guarigione. Sapete chi pensa anche così? I testimoni di Geova. I testimoni di Geova pensano che lo Spirito Santo sia la potenza di Dio. Ma lo Spirito Santo non è la potenza di Dio. Lo Spirito Santo non è la forza di Dio. Lo Spirito Santo è Dio. E molte volte noi pensiamo che noi possiamo utilizzare lo Spirito Santo. E questa è un'idea completamente sbagliata, è un concepimento, una concezione molto, molto sbagliata di quello che è l'agire dello Spirito Santo. Non siamo noi a usare lo Spirito Santo. Non è Elia che correva dietro Eliseo, è Eliseo che correva dietro Elia. Non siamo noi a usare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è la nostra arma. Non è che noi facciamo Kamehameha, Hadouken, dice Paolo. Non è così. Non siamo noi a usare lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che si usa di noi. Noi possiamo considerarci le armi di Dio. Noi siamo gli strumenti di Dio. Non è lo Spirito Santo che è il nostro strumento. Adesso lo uso, adesso non lo uso. Non è così. È Lui che si usa di noi. È l'unica potenza che noi abbiamo sullo Spirito Santo, l'unico potere che noi abbiamo sullo Spirito Santo, ma questo solo per misericordia e bontà di Dio. È quello di dire: io non voglio farmi usare da te. È l'unica potenza che noi abbiamo contro lo Spirito Santo. È l'unica cosa che possiamo dire: io non voglio farmi usare. Se noi diciamo così, lo Spirito Santo non ci userà. Ma se noi vogliamo fare grandi cose nel mondo spirituale
per mezzo dello Spirito Santo. Noi non useremo lo Spirito Santo, sarà lo Spirito Santo che si userà di noi a partire dal momento che noi diremo: Signore, eccomi, manda me. Signore, eccomi, fai di me ciò che vuoi. Signore, fai la tua volontà attraverso di me. Quando noi imponiamo le mani su qualcuno e compiamo guarigioni, quando noi imponiamo mani su qualcuno e compiamo liberazioni, quando noi facciamo un qualche tipo di miracolo o di prova sovrannaturale dell'esistenza di Dio attraverso di noi, non siamo noi che lo stiamo facendo, è lo Spirito Santo che si sta usando di noi. E questo perché noi abbiamo dato il permesso a Dio di usarci. E il nostro unico potere contro lo Spirito Santo è questo solo per bontà di Dio. È quello di dire: Dio, io non voglio che tu mi usi. Non sono disponibile a essere usato da te. E Dio permette questo. In Genesi 6 Dio dice: il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. Se Dio volesse potrebbe usarci indipendentemente da quella che è la nostra volontà, ma noi sappiamo che Dio ci ha dato un libero arbitrio, una volontà nostra di dire: sì, io voglio questo, sì, io non voglio questo. Ma è chiaro che per quanto abbiamo questo libero arbitrio, Dio ci dà sempre la direzione da seguire. In Deuteronomio 30 Dio dice: guarda, io metto davanti a te la vita e la morte, io metto davanti a te la benedizione e la maledizione. Dio ci dà la possibilità di scegliere, ma poi continua dicendo: scegli dunque vita affinché viva tu e la tua famiglia. Quindi Dio sì ci dà la possibilità di scegliere, ci dà questa possibilità di dire: Spirito Santo, non ti voglio, non voglio essere usato da te, ma ci dà anche la direzione che noi dobbiamo seguire. E quindi noi dobbiamo essere attaccati a Dio, dobbiamo desiderare la sua presenza, ma dobbiamo intendere che non è Lui che segue noi, siamo noi che dobbiamo seguire Lui. Tante volte quando preghiamo, noi preghiamo: Dio, fai questo, fai questo, fai questo, ma la verità è che la preghiera non è un'arma per far sì che Dio faccia tutto quello che vogliamo. Non è solo questo. È chiaro che noi possiamo chiedere a Dio, ma la preghiera non è solo questo. La preghiera, più di tutto, dovrebbe essere far sì che la nostra volontà si allinei con la volontà di Dio. Quando Gesù insegna la preghiera, che noi chiamiamo la preghiera del Padre nostro, in questa preghiera Gesù ci insegna a dire: Dio, abituati alla mia volontà. Vero? No. In questa preghiera Gesù ci insegna a dire: Dio, sia fatta la tua volontà. La preghiera non è soltanto un mezzo con il quale noi chiediamo qualcosa a Dio, la preghiera è un mezzo attraverso il quale noi ci allineiamo con la volontà di Dio. Quando Gesù sta pregando nel Getsemani, prima di essere tradito, prima che le guardie arrivino a prenderlo e poi a condannarlo e a crocifiggerlo, Gesù è in questo stato di tristezza, di desolazione, e gli dice: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Ovvero, sta dicendo così, traducendolo: Padre, io non voglio essere crocifisso, io non voglio passare per la persecuzione, io non voglio passare per la tortura, non voglio essere flagellato, non voglio essere umiliato, non voglio essere insultato. Io non vorrei questo. Se possibile, allontana da me questo calice. Se possibile, fai la mia volontà, ma che sia fatta la tua e non la mia. Se è possibile, fai quello che voglio, ma che sia fatta la tua volontà e non la mia volontà. Non è lo Spirito Santo che deve correre dietro a noi, alla nostra volontà, ai nostri desideri. Siamo noi che, se vogliamo vivere una vita di potenza, una vita di sovrannaturale, o anche più semplicemente una vita al fianco di Gesù, dobbiamo correre dietro a Lui. Gesù chiama i primi discepoli e gli dice: adesso vi seguo. No, gli dice: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Siamo noi che dobbiamo correre dietro a Lui, che dobbiamo desiderare Lui, che dobbiamo desiderare la Sua presenza. E io credo, spero
che il principale motivo per il quale siamo qua oggi è questo: desiderare di venire qua per adorare Lui, ricercare la sua presenza, ricercare la sua gloria in questo tempio, in questa casa. Spero che questo sia il primo motivo che ci spinge a venire in chiesa, perché questo è il punto di partenza, fratelli, è un fondamento della nostra vita cristiana. Ma per fortuna ho diviso la predica in 2 o 3 giornate, perché devo ancora iniziare in realtà. Ma non è soltanto questo che ci insegna questo testo. Chiusa parentesi dell'introduzione, questa era l'introduzione. Questo testo ci insegna che se vogliamo avanzare nella nostra vita cristiana, se vogliamo entrare in profondità o comunque camminare nella nostra vita cristiana, non soltanto per ricercare un livello ulteriore di potenza, ma anche un cambiamento personale, quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo vivere è un processo, come probabilmente vedete scritto da 20 minuti qua dietro, ma ancora non ho parlato di questa parola. E questo processo noi lo possiamo vedere in questo testo che ce lo rivela in diverse fasi. So che quando si parla di processo, so che questo è un argomento, è un tema di cui si sta parlando moltissimo in questi ultimi anni nel mondo cristiano, evangelico quantomeno. So che ogni processo è individuale, so che ogni processo è soggettivo, ma possiamo anche distinguere alcuni elementi, alcune tappe, step di questo processo che sono comuni per ognuno di noi. E questo testo, come ho detto, è un testo che ci comunica in modo rivelatorio quali sono queste tappe che in ogni processo avvengono. E il processo, fratelli, è necessario, così come lo è stato per Eliseo, per tutti quanti noi. E la storia biblica dei più grandi uomini ci insegna che hanno vissuto questi processi per crescere nella loro fede, no? Noi vediamo che gli apostoli sono stati chiamati e prima di cominciare il loro ministero hanno camminato con 3 anni con Gesù, e dopo 3 anni hanno dovuto aspettare il battesimo con lo Spirito Santo, e successivamente a questo, dopo aver vissuto queste tappe, hanno cominciato il loro ministero. Vediamo che l'apostolo Paolo, prima di cominciare il suo ministero, ha ricevuto quella rivelazione di Gesù, ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, ma non si è fermato qua. Lui è andato a stare per diversi anni, circa 3 anni in Arabia, prima di andare a Gerusalemme e cominciare effettivamente il suo ministero. Sappiamo molto bene che il re Davide, da quando è stato consacrato re di Israele a quando è effettivamente diventato re di Israele, sono passati molti anni, e in questi anni Davide ha dovuto affrontare diverse sfide, ha dovuto passare per diverse tappe di questo processo in preparazione a quello che sarebbe stato il compimento della sua promessa. E il processo è necessario per tutti quanti. Mi ricordo di una predicazione che ho sentito diversi anni fa, è una predicazione che mi ricordo molto bene fino ad oggi, perché mi ha lasciato molto impattato. Era una predicazione che parlava del ricino che troviamo nel libro di Giona. Praticamente alla fine del libro del profeta Giona si ritrova a fissare la città che ha appena evangelizzato, e c'era molto caldo in quel momento, e Dio fa crescere un albero vicino a lui. Questo albero cresce in una notte, diventa un albero grande che gli dà ombra, e Giona è felice, ma il giorno dopo quest'albero muore, cade giù, non c'è più l'albero. L'albero è cresciuto in una notte, e in una notte è scomparso. E questa predicazione ci diceva di stare molto attenti a quegli alberi che crescono in una notte, perché in una notte cadranno, ovvero quelle persone che non passano da un processo sono persone che non hanno una struttura, sono persone che facilmente cadranno, e cadranno in fretta, cadranno da un momento all'altro. E questa è una predicazione che fino ad oggi
conservo nel mio cuore, è una predicazione che ha parlato molto con me e io ho visto la verità di questa predicazione molte volte nel corso di questi anni. Dobbiamo stare molto attenti a non ricercare immediatamente tutto quanto, perché se non viviamo il processo, se non creiamo una struttura, cadremo e cadremo velocemente in ogni ambito della nostra vita. E non sto parlando per quelle persone nuove convertite che subito diventano dei grandi profeti, dei grandi pastori. Sto parlando di ognuno di noi. Quando cominciamo una nuova tappa della nostra vita, questa tappa deve essere coltivata, dobbiamo prendere cura di ogni momento, dobbiamo prepararci in ogni momento, perché come abbiamo cominciato la nuova tappa, così anche potremo perdere tutto quello che avevamo guadagnato. Quindi il processo è qualcosa di fondamentale per la camminata cristiana in ogni suo ambito. Mi ricordo che quando io leggevo nel Vangelo di Matteo il sermone sul monte, no? Uno degli ultimi discorsi che Gesù fa, parla di una porta stretta e di una via angusta, no? Non so se ve lo ricordate, dice guardate di passare dalla porta stretta e dalla via angusta, perché larga è la porta, larga è la via che conducono alla perdizione, ma stretta è la porta, angusta è la via che portano alla vita eterna. Io mi ricordo che ogni volta che leggevo questo testo della Bibbia mi immaginavo che noi facevamo tutta la nostra vita cristiana. Alla fine della nostra vita cristiana, quando moriamo, quando andiamo in cielo, c'è la porta piccola, c'è la porta larga e io devo stare molto attento a entrare in quella piccola, che dietro vedo che c'è la strada stretta, perché quella lì mi porterà al paradiso, no? Io sempre avevo questa concezione, finché diversi anni fa non ho letto il libro Il Pellegrino o Il pellegrinaggio del cristiano di John Bunyan, un libro bellissimo che ho già consigliato più volte di leggere, ma se ancora non l'hai letto ti consiglio di leggerlo, perché è un libro che spiega la Bibbia e la spiega con un linguaggio che anche i bambini potrebbero capirlo. È un libro meraviglioso e questo pastore John Bunyan, no? In questo libro ci parla proprio di questa porta stretta e di questa via angusta, ma non sono alla fine della vita, sono proprio all'inizio della nostra camminata. Appena iniziamo la nostra camminata noi dobbiamo passare per questa porta stretta. La porta stretta è l'inizio del nostro viaggio, del nostro processo, e appena superata la porta stretta inizia la via stretta, inizia la via angusta, la via difficile, che è la via che oggi stiamo camminando. Per tutti coloro qua che hanno già accettato Gesù come loro Salvatore, che sono già passati per questa porta stretta, oggi tutti quanti noi siamo su questa via difficile che ci porterà un giorno in paradiso, nel nome di Gesù, no? Nel nome di Gesù. E veramente questa porta stretta è l'inizio del nostro processo, è l'inizio della nostra storia, è l'inizio della nostra strada. E per Eliseo l'inizio di questa strada è Gilgal. Noi vediamo all'inizio di questo testo che abbiamo letto che Elia e Eliseo partono da Gilgal, da questa città, e ognuna delle città per le quali passano sono città che in qualche modo hanno un significato profetico, rivelatorio per il processo che noi dobbiamo vivere. Ad esempio Gilgal, che città è? Gilgal è la prima città in cui Giosuè e il popolo di Israele arrivano quando entrano nella terra promessa. Il loro primo accampamento, passato il Giordano, entrati nella terra promessa, è Gilgal. È lì che Giosuè mette le 12 pietre commemorative in memoria delle grandi opere, dei grandi miracoli che Dio ha fatto per loro. È lì che Giosuè torna a circoncidere il popolo. È lì che parte la nuova storia, il nuovo inizio del popolo di Israele. È sempre a Gilgal che, quando dopo il periodo dei giudici il popolo desidera un re, Saul viene consacrato come re, come primo re di Israele, un nuovo inizio per il popolo di Israele. Gilgal, questa città, ci parla di un nuovo inizio, ed è proprio lì che comincia questo percorso di Eliseo, la prima tappa della sua nuova storia, di questa successione, di questa eredità che sta per assumere da Elia. Parte proprio dall'inizio, da un nuovo inizio. E il nuovo inizio, fratelli, è quello che tutti quanti noi dobbiamo vivere.
per coloro che magari oggi sono qua, non so se c'è qualcuno che non ha mai consegnato la sua vita a Gesù, il nuovo inizio è ciò che tu devi vivere credendo in Lui e consegnando la tua vita a Lui. Sapete, questa parola Gilgal, voglio leggere un versetto in Giosuè 5:9, c'è scritto così, è proprio quando il popolo di Israele arriva a questa città. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia dell'Egitto. E quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. Se tu hai in casa o ce l'hai qua una Bibbia commentata o una Bibbia che ha magari le letterine in fondo al testo, c'è riportato qualcosa, potrai scoprire che proprio queste parole, oggi vi ho tolto di dosso l'infamia, oggi vi ho tolto di dosso, è la parola Gilgal, che in realtà letteralmente significa rotolare via. Dio sta dicendo: io vi ho rotolato via, ho tolto da lì l'infamia d'Egitto, e da questo arriva la parola Gilgal. Sapete quando è che ritroviamo questa parola? Quando nel Nuovo Testamento le donne vanno al sepolcro e stanno dicendo: c'è una pietra davanti al sepolcro dove è custodito Gesù, chi potrà togliere questa pietra? Ma quando Maria Maddalena e le altre donne arrivano al sepolcro, vedono che la pietra è già stata rotolata via. È la stessa parola. E allora vanno a casa, chiamano Pietro, chiamano Giovanni. Pietro e Giovanni arrivano di corsa al sepolcro, vedono che la pietra è stata rotolata via, Gilgal, entrano dentro il sepolcro e vedono che Gesù non c'è. E sapete cosa ci dice la Bibbia in quel preciso momento? Giovanni, capitolo 20, versetto 8, che in quel momento Pietro e Giovanni credettero. Fino a quel momento non avevano creduto, fino a quel momento avevano sentito profezie di Gesù che gli diceva: io morirò ma il terzo giorno risusciterò, ma non capivano, non credevano. Ma in quel momento, quando la pietra è stata rotolata via, loro sono entrati nel sepolcro, lì hanno creduto. Questo Gilgal è qualcosa che deve avvenire nella vita di tutti quanti noi. Quando noi crediamo in Gesù, noi lì viviamo un nuovo inizio della nostra storia. Quando noi crediamo in Lui, consegniamo a Lui la nostra vita. Ma il nuovo inizio non è soltanto per chi non ha mai conosciuto Gesù, non è soltanto per coloro che non hanno mai creduto e che oggi si stanno avvicinando per la prima volta a Lui. Il nuovo inizio è qualcosa che deve avvenire nella vita di tutti quanti noi, e ogni giorno della nostra vita può avvenire un nuovo inizio. Ma come? Mi sono già ravveduto, ho già vissuto il pentimento iniziale, già credo, perché è un nuovo inizio. Perché tutti quanti noi, io per primo, quindi perché non voglio offendere nessuno, ma cari fratelli, sorelle, tutti quanti noi abbiamo molto da migliorare nella nostra vita. Tutti quanti noi abbiamo molti lati da sistemare. Ieri nella predicazione che ho portato nel matrimonio di Sonia, una delle cose che ho detto, no? È che tutte le persone, quando solitamente, magari non tutte, ma molto spesso quando ci si sposa, no? Prima del matrimonio si vede il proprio partner e si vedono solo i pregi di questa persona. Quanto è bello, quanto è bravo, quanto è buona, come fa tutte le cose perfettamente, l'eccellenza. Dopo il matrimonio, che cominci a convivere con la persona, che cominci a vederla tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, che cominci a condividere le stesse stanze con questa persona. Uno degli esempi che ho portato, ad esempio, è il bagno, perché il bagno è sempre, spesso è una confusione dentro la casa, perché lei ha le sue cose, ma anche lui vorrebbe il suo spazietto, ma non si può. Insomma, quando cominciamo alla convivenza, quando cominciamo a vivere veramente il matrimonio, no? Cominciamo a vedere che non è proprio così perfetto il nostro partner, no? E una delle cose che pensiamo, che cos'è? Io riuscirò a cambiare questa persona, io farò cambiare le sue abitudini, farò cambiare il suo modo di vivere. Ma
chi è sposato da almeno 5 anni sa che non è così, sa che la persona non cambierà, così come anche noi stessi facciamo fatica a cambiare. Eppure il nuovo inizio è proprio questo cambiamento, e è qualcosa che può avvenire e deve avvenire nella vita di tutti quanti noi. Tutti quanti noi abbiamo tanto da migliorare, tanto da cambiare, e questo processo che noi vogliamo vivere per assomigliare sempre di più a Cristo, o per avere una vita di potenza in Lui, deve partire, fratelli, da una cosa fondamentale: riconoscere che siamo sbagliati, riconoscere i nostri errori, perché se non riconosciamo questo non ci sarà questo nuovo inizio. Se non riconosciamo che siamo peccatori, se non riconosciamo che abbiamo bisogno di Gesù nella nostra vita, se non riconosciamo Lui come Signore sovrano sopra ogni cosa. Abbiamo parlato tanto in queste ultime settimane della sovranità di Cristo, che Gesù è sovrano sulle infermità, che Gesù è sovrano su ogni spirito. Abbiamo citato quel versetto di Filippesi al capitolo 2 che dice che Gesù è stato innalzato, gli è stato dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, e davanti al nome di Gesù ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sottoterra si piega, e ogni lingua confessa che Lui è il Signore, alla gloria del Padre. Lui è Signore su ogni cosa. Noi dobbiamo riconoscere la sovranità di Cristo su ogni cosa, su ogni elemento, ma soprattutto dobbiamo riconoscere la sovranità di Cristo sulla nostra vita. E se noi non riusciamo a guardare noi stessi e vedere che siamo peccatori, che abbiamo la necessità di Lui, abbiamo necessità della Sua sovranità, del Suo Spirito, della Sua misericordia, noi non riusciremo a consegnare la nostra vita a Gesù, non riusciremo a vivere una vera conversione. Potremo anche andare in chiesa, potremo anche cercare di comportarci bene. Sempre John Bunyan in questo libro del pellegrinaggio fa un esempio molto bello, no? C'è questa porta, c'è questa strada che va avanti, c'è questo pellegrino, no? Che è il protagonista, che cammina su questa strada. A un certo punto nel suo viaggio vede 2 persone, uno si chiama formalità, l'altro si chiama ipocrisia, per farvi capire com'è il contesto del libro, che a un certo punto scavalcano il muro che c'è a lato di questa strada e entrano nella strada. E il protagonista, che si chiama Cristiano, dice: ma cosa state facendo? Perché non siete passati dalla porta stretta? Perché avete scavalcato il muro per entrare nella strada? No, non va bene così. Chi vuole entrare nella strada, chi vuole camminare in questa via, deve passare dalla porta stretta, perché la porta stretta è il ravvedimento, la porta stretta è la convinzione del peccato, la porta stretta è il decidere di consegnare veramente la propria vita a Cristo, perché vediamo dentro di noi e capiamo che c'è bisogno di un cambiamento. E questo cambiamento non è soltanto per chi non ha mai conosciuto Gesù, questo cambiamento è per tutti quanti noi. Anche noi, se vogliamo vivere il nostro Gilgal, il nostro nuovo inizio, l'inizio del nostro processo, dobbiamo guardare dentro di noi, esaminare noi stessi, come dice la parola, e vedere che non siamo perfetti, che c'è qualcosa da cambiare, e cominciare ad agire perché questo possa cambiare. Ma c'è un versetto in Proverbi, al capitolo 3, il versetto 6, che dice così: riconosci il Signore in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Ci sono altre versioni che traducono in questo modo: cerca la volontà del Signore in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Con questo, per concludere, se volete anche il gruppo di lode salire intanto, voglio dirvi che nel momento che noi cerchiamo la volontà di Dio nella nostra vita, che noi ci rendiamo conto che siamo sbagliati e vogliamo cambiare, vogliamo raddrizzare la nostra via, sia che siamo persone che non hanno mai conosciuto Gesù, sia che siamo persone che già siamo cristiane, già abbiamo fede, ma sappiamo che c'è qualcosa da sbagliare, sia che siamo persone che oggi non stanno vivendo quel livello di potenza spirituale che Gesù ci ha promesso quando ha detto: voi farete cose maggiori di quelle che ho fatto io. Se vediamo che dentro di noi qualcosa è da cambiare,
noi stiamo guardando la volontà del Signore. E possiamo stare certi che chi guarda, chi cerca la volontà del Signore, avrà Dio al suo fianco che appianerà i suoi sentieri, che renderà la camminata facile, che ci proteggerà e ci guiderà in questa strada. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? Voglio pregare con te per terminare questo momento, prima di lodare il Signore. E vorrei che tu non ascoltassi la mia preghiera, ma vorrei che tu potessi pregare per te. Io non conosco la vita e la storia di tutti quanti voi che siete presenti, ma sono abbastanza sicuro che ognuno di noi abbia un Gilgal da cominciare, un nuovo inizio per la propria vita da percorrere. Non lo so se magari tu sei lontano da Gesù e il tuo nuovo inizio è quello di credere in Lui. Se magari hai provato a entrare in questa strada stretta da sopra un muro invece che dalla porta di entrata, se tu sei questa persona, io ti invito a guardare dentro di te e vedere se senti qualcosa che manca, vedere se senti che c'è qualcosa di sbagliato, se senti che c'è qualcosa da cambiare. E voglio assicurarti che Gesù può essere il riempimento del tuo cuore. Voglio assicurarti che Gesù è colui che può perdonare i tuoi peccati e posso assicurarti che Gesù ha il desiderio di fare questo, ha il desiderio di accoglierti come figlio e come figlia. Se invece tu sei una persona che è cosciente, che ha qualcosa dentro di sé da cambiare, anche se hai già conosciuto Gesù, anche se già cammini con Lui da anni nella fede, firme e forte, come dicono i brasiliani, ma senti che c'è qualcosa da migliorare, io ti invito in questo momento a pregare Dio perché possa cominciare questo processo, questo Gilgal, questo nuovo inizio nella tua vita, riconoscendo come prima cosa che c'è qualcosa da cambiare dentro di te, per il bene tuo, per il bene di tua moglie, di tuo marito, dei figli, dei tuoi genitori, per il bene della tua casa. Se invece sei una persona che magari oltre a questo sente che non sta vivendo appieno la potenza dello Spirito Santo, sente che non ha quella forza di compiere quei miracoli che Gesù ci ha promesso quando ha detto voi farete cose più grandi di quelle che faccio io voglio invitarti a pregare Dio perché Dio tolga ogni dubbio dalla tua mente e dal tuo cuore, tolga ogni incredulità che possa esistere oggi dentro di te, perché Dio ti mostri la strada e ti possa dare quel desiderio di camminare in ogni momento dietro di Lui, perché siamo noi che dobbiamo camminare dietro di Lui, non Lui dietro di noi. Io ti invito a pregare per questo, dici Dio, come faccio a vivere questo? Riconosco che non lo sto vivendo, riconosco che posso fare di più, riconosco che posso essere usato di più. Signore, metti in me questo desiderio, questa capacità di dire allo Spirito Santo sono tuo, usami come tu vuoi. Che questa possa essere la tua preghiera, non ascoltare me, ma chiudi i tuoi occhi e in spirito parla con il tuo Padre Celeste e sono sicuro che Lui ascolterà questa preghiera. Amen. Preghiamo insieme in questo momento. Signore Gesù, ti ringrazio Signore per questa serata e in questo momento io ti chiedo Signore che il tuo Spirito possa parlare forte ai nostri cuori. Signore, metti in noi la convinzione per mezzo della quale può cominciare il tuo nuovo nelle nostre vite, per mezzo della quale può cominciare una nuova storia nelle nostre vite, perché se questa convinzione non c'è, noi non potremo iniziare nulla, noi non potremo cominciare questo processo, questo Gilgal non potrà avvenire nelle nostre vite. Ma Signore, oggi noi siamo qua per ricevere potenza da Te, per crescere nella fede, per avvicinarci a Te, e per questo ti chiediamo Signore di rendere luminosi i nostri peccati dentro di noi affinché li possiamo scorgere, di mettere a risalto i nostri difetti Signore affinché possiamo vederli, di mettere a luce Signore ciò che ci manca per vivere una vita di potenza davanti a Te. Nel nome di Gesù Signore, comincia a scrutare i nostri cuori, comincia a mettere in risalto questo
parti da me, Signore, e poi nei miei fratelli, nelle mie sorelle, che, Signore, possa venire a galla tutto ciò che c'è da cambiare, e che da questa sera noi possiamo prendere coscienza, Signore, dell'opera che tu vuoi fare nelle nostre vite. Vieni a cambiare ciò che c'è da cambiare, vieni a trasformare ciò che c'è da trasformare, che ognuno di noi possa essere cosciente di quello che deve essere cambiato, ma soprattutto che abbia il desiderio di cambiarlo, che abbia il desiderio di ricercare la tua volontà, di camminare nelle tue vie, di camminare dietro a te, di vedere la tua gloria, il desiderio di sentirti te, Signore. Padre, nel nome di Gesù, metti questo desiderio dentro di noi, questo cambiamento. Deve avvenire questa sera un processo per un miglioramento della nostra vita, un processo di conversione, un processo di trasformazione, un processo di potenza nella tua Chiesa. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo, posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della sua voce. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Sei sempre con me. Cadono le mura, porte si aprono. Io
io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso, l'inferno trema al suono della tua voce. guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre
El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Shaddai. Che questo nome possa essere innalzato nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Signore dei nostri giorni, Signore dei nostri cuori, Signore del nostro passato, del nostro presente, del nostro futuro, Signore in eterno. E noi siamo Suoi. Facciamo un applauso al nostro Dio. Amen. Siamo giunti alla fine della nostra serata. Il nostro desiderio, ma sono sicuro ancora di più il desiderio dello Spirito Santo, è che ognuno di noi oggi possa aver sentito la sua presenza, possa essere stato toccato da Lui, possa uscire di qua rinnovato e in qualche modo trasformato dal seme che oggi è lanciato nei nostri cuori. Amen. Dobbiamo, prima di concludere, festeggiare i compleanni dell'ultima settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni? Stefani. Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Edilson. Rafa. Qualcun altro? Vini. No? Ha compiuto gli anni Vinicius? Non ha compiuto gli anni? Non è vero. Guglielmo? No. Basta? Nessun altro ha compiuto gli anni? Allora, se possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire le loro vite questo nuovo anno. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te i nostri fratelli Raffaele, Edilson, la nostra sorellina Stefani, e il loro anno, Signore, che Tu gli hai concesso, Signore, gli hai messo davanti da vivere, Signore, appieno. Ti chiediamo, Signore, che Tu possa riempirlo con la Tua allegria, con la gioia che viene da Te, con la Tua salute, con la pace che Tu ci puoi dare, ma soprattutto che la Tua presenza possa essere viva, reale, palpabile ogni giorno nelle loro vite, nei loro cuori e sulla loro strada. Per questo Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, se possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la stessa benedizione anche su di noi, sulle nostre vite, sulle nostre case, chiedendo in
primo luogo che Liam si fermi nel nome di Gesù e chiedendo che l'allegria del nostro Signore possa riempire i nostri cuori, possa riempire le nostre giornate, che la sua pace, che l'unione che viene da Lui possa riempire le nostre case e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.